Dal repertorio etimologico piemontese, edito dal Centro Studi Piemontesi, leggo la voce palaviré. Palaviré, ceffone o man rovescio. Dall'occitano palavire, colpo di remo, botta, del verbale di palavirà, agitare con un remo. Voce composta da pala e virare, per il classico agitare, lanciare, far vibrare. Ma più verosimilmente potrebbe trattarsi di una forma paraetimologica per paravire, marsigliese paravirer, composto da una base verbale da parare, preparare, e vire, quasi fosse preparati a girare, come comando alla voce in ambito marinaro. Lo spostamento semantico potrebbe alludere alla violenza del manrovescio, che ha come conseguenza di far girare la testa dalla parte opposta alla direzione del colpo e avrebbe un valore eufemistico.